225 sono i milioni stimati, anzi testati, di minori entrate per le province a livello nazionale e 20 sono i milioni che sono stati stanziati, quindi meno del 10%. Per quel che concerne la provincia di Treviso, le minori entrate sono circa 4 milioni e 300 mila euro e sono arrivati 379 mila euro. Il decreto è del 23 settembre, ma i numeri ufficiali sono stati comunicati solo nelle scorse ore. L'ennesimo schiaffo alle province arriva dal Dipartimento per gli Affari Interni del Viminale con la pubblicazione del riparto di quei fondi che dovrebbero servire a compensare la riduzione del gettito derivante da immatricolazioni e RC auto, che restano le fonti principali di finanziamento. I soldi per le province arrivano sostanzialmente dal mercato dell'auto. Con la crisi di questo settore noi ci troviamo a non avere i soldi che ci servono per garantire i servizi di minima. Per Marcon, che è anche presidente dell'Unione delle Province del Veneto, si tratta del punto più basso mai toccato dopo il famigerato 2014, quando con la riforma del Rio gli enti vennero svuotati di risorse e competenze, trasformandosi in organi di secondo grado. Va da sé che non si riuscirà a chiudere o a rispettare alcuni impegni programmatici presi in fase di bilancio previsionale. Ora attendiamo che il nuovo governo in qualche modo prenda atto di questa situazione e che vi metta mano. Solo per la provincia di Treviso mancano all'appello circa 3 milioni e 900 mila euro, a rischio principalmente i cofinanziamenti in edilizia scolastica e sicurezza stradale, con buona pace dell'aumento di incidenti registrato anche negli ultimi mesi. L'ordine di grandezza è simile da Belluno a Verona. In tutto le province del Veneto avrebbero un fabbisogno di quasi 30 milioni di euro, ne riceveranno 2 milioni e 600 mila. Se siamo chiamati a fare programmazione su strade ed edilizia scolastica, non possiamo essere condizionati dall'andamento del mercato dell'automobile.